Cari cittadini, cari cittadine, il 23 e 24 novembre non andremo a scegliere dei rappresentanti della nostra regione, andiamo a scegliere il futuro della nostra regione. Andremo a votare per scegliere le persone che sappiamo che condividono le nostre idee, che vivono i nostri problemi, che ascoltano i nostri problemi, e quindi voteremo per un Veneto che combatte l'indifferenza, che combatte la discriminazione, che combatte l'islamofobia. Voteremo in un Veneto che chiama alla dignità della persona, alla dignità di ogni cittadino che sogna di avere un lavoro dignitoso, sogna di vivere in pace, sogna di essere curato negli ospedali come si deve, sogna la pace, la tranquillità, la sicurezza. Questo è il Veneto che sogniamo tutti quanti. Quindi per il 23 e 24 novembre saranno 2 giornate molto importanti per noi, e soprattutto come cittadini italiani venuti da altri paesi e sono ben integrati qui, che si alzano alle 5 di mattina per andare a lavorare e pagare le tasse, sanno cosa vuol dire scegliere le persone adatte e giusti, che difendono i loro diritti, che portano i loro problemi, che vengono ascoltati e trovano soluzioni. Il 23 e 24 novembre saremo in una posizione di scegliere il futuro, un vero futuro, il futuro del progresso, il futuro del vivere in pace, il futuro di vivere tranquilli, sereni e rispettati. Il 23 e 24 novembre andremo tutti a votare. Grazie.